E l'ho sempre fatto quando avevo un po' di tempo, e quando non sapevo cosa fare. E chiedevo, qual è il tuo colore preferito? Se mi togliete un po' l'audio un po' più basso, non faccio cazzo. E il mio colore preferito è strano, è particolare. Il mio colore preferito è quello provocato dal gas metano nella fiammella dei bruciatori, che è quel colore azzurro, rosa, verde, viola, quell'insieme di colori bianco. Ed è un colore che mi piace molto, ed è il colore quasi sembra questo che ho sopra la testa adesso. Quel colore è provocato da una scintilla. La scintilla che è importante, è ciò che ha dato la vita. Io non lo so come l'universo sia nato, però tanti dicono che sia dovuto a una scintilla. Perché vi dico questo? Perché voglio raccontarvi la storia di come io personalmente sono arrivato a far parte di Indipendenza Veneta, che non serve una stupidaggine, e lo dico a Luca Azzano Cantarruti, che è il presidente, nonché amico, nonché fratello. All'inizio non è stato così semplice, io ci ho messo un po' di tempo a capire, un po' ti ho mentito, perché non si può fare, non te lo lasciano fare. Una sera Luca mi invita a Badia Polesine. Io non ero convinto, però volevo esserlo. C'è una canzone di Claudio Baglioni che si intitola I Vecchi, che ha un pezzo di testo che mi piace molto, e dice: i vecchi lasciano fuori bestemmie e fanno pace con Dio, perché quando il tempo passa devi credere in qualcosa, che sia un Dio, che sia un'idea, un'amicizia, che sia un'idea politica. E io, dopo un bel pezzo in cui ero in un limbo, non riuscivo a capire dove andare, volevo credere in qualcosa. E allora ho seguito Luca in quella serata a Badia Polesine. Arriviamo in questa libreria bellissima, tra parentesi, una libreria che è su 3 piani, e non c'è nessuno a Badia, o poca gente, che sappia che era una porta, la porta per entrare a Badia Polesine, che è una cittadina sul Rodigino, nell'Alta Rodigina. E non la conoscono, non sanno che è una porta che serviva per entrare e per uscire dalla città, ed è nascosta. Arriviamo, la guardiamo. Perché questo? Perché ero già comunque molto carico, perché l'ambiente mi piaceva molto, mi aveva caricata la cosa. Ci sediamo al tavolo e c'è un po' di gente, c'è una coppia, era proprio qua. Erano 2 giovani, io credo non avessero capito cosa stavano facendo, forse pensavano fosse una presentazione di un libro, perché si sono un po' guardati, però sono rimasti lì. Poi c'erano 3-4 amici davanti, in tutta erano poi interrogati, quindi era forse l'inizio, a Rovigo eravamo arrivati un po' da poco tempo, e io ero molto titubante su quello che sentivo. Ero ben deciso a capire cosa mi proponevi, di cosa mi parlavi, però ero ancora titubante. Ci sono altre persone che arrivano, c'era uno che si è messo a urlare, poi aveva capito che era nel posto sbagliato al momento sbagliato, e la gente stessa l'ha fatto andare via. Non aveva scattata la scintilla, non ancora, per me non aveva scattata, questo colore io non l'avevo visto. Poi c'era un signore là in un angolo, sembrava un lebbroso, perché alla fine nessuno si avvicinava. Non l'ho guardato più di tanto, avevo un cappello e un bastone. C'erano 2 signore, siamo stati in una ventina, 20-25, però quell'ambiente conviviale dove non serve nemmeno un microfono. A un certo momento quel signore anziano attrae la mia attenzione. Aveva le mani, come sembrava, come carta pecora, erano vecchie. E non si vedeva in faccia bene, aveva questi capelli bianchi, questo cappello, e le mani assomigliavano quasi a queste. Sono quelle mani in cui vedi che il lavoro è passato, hanno lavorato molto, hanno toccato la terra, hanno toccato il ferro, magari il legno, e hanno visto storia. Queste mani potrebbero raccontare una storia intera, una vita intera. E mi sono sentito piccolo. Io
46enne, sotto il punto di vista mi sento vecchissimo, sotto un altro mi sento giovanissimo, guardandolo mi sentivo un bambino. E io ad ascoltare e a dire anche due parole per quanto mi riguardava, mi sono anche un po' vergognato. Come posso io insegnare a una persona del genere cosa si prova ad essere liberi? Lui me lo può insegnare, cosa insegno io? La serata è andata avanti, ci siamo detti molte parole, l'ho ascoltato molto, ma la scintilla non era ancora arrivata, non avevo ancora trovato la forza, la determinazione per cambiare la mia vita. Ci voleva qualcosa, non la stavo trovando. A un certo momento tutti si alzano, dopo un'ora e mezza, la gente sta andando via, danno le mani a Luca, lo ringraziano, e quel signore è ancora là, fermo, immobile, seduto, con queste mani sul bastone, mani un po' tremanti, la faccia per terra, il viso per terra, non riusciva a alzare gli occhi, non li aveva mai alzati, quantomeno io il tempo che l'ho guardato non avevo mai capito se aveva alzato gli occhi oppure no. A un certo momento noi stiamo per andare via, io pensavo stesse anche male, vado per avvicinarmi ma si alza in piedi lui e viene verso di noi. Io e Luca eravamo molto vicini, si avvicina e ci fa: io vi devo ringraziare perché nonostante io abbia più di 80 anni è la prima volta che ho la speranza che qualcosa possa cambiare. Questa è stata la scintilla che mi ha fatto capire che io, uomo così piccolo, potevo fare qualcosa anche per una persona di 80 anni che ha vissuto molto e che era il momento che adesso ci provassi anch'io. Quindi da quel momento, Luca, le tue parole sono state importanti, però quelle piccole parole da quel momento mi hanno fatto capire tutto quello che tu mi avevi detto. E quindi io ti ringrazio da presidente, da amico e da fratello per quello che hai fatto per me, di quello che stai facendo per noi, per tutti questi amici, con Alessio e tutto il resto. Grazie.